Le ultime due finali scudetto decise da queste due squadre, mai così vicine in regular season, mai così tesa la sfida dell'ultima d'andata della Serie A della Lega Calcio 8 e la 15ª, il miglior modo per imboccare il tornante del ritorno. Il Cotton Club campione d'Italia ospita la Golbet Calcio 8 in maglia azzurra. Il gran gelo che ci aveva accompagnato in Pisana Calcio 8, Cottini Staibano con me, continua ad essere naturalmente il protagonista assoluto di questa notte del Ciriaci che chiude il girone d'andata. Andremo a leggere a breve la lista dei convocati, messaci nel miglior modo possibile dal fidatissimo Cristiano Colagrossi. Andiamo ad introdurli partendo dalla Golbet Calcio 8, formazione in trasferta con il numero 2 Angelè, il numero 19 Carboni, il numero 1 De Prima, in porta c'è naturalmente Tiziano Galassi, il numero 3 è Marco Garoforo, il primo possesso di palla è per il Cotton Club. Proseguiamo con il numero 20 Morizzi che qui va a recuperare il primo pallone per i suoi giocandolo in fallo laterale. Poi il 23 è Princigalli, il numero 14 è Santini, qui il palleggio del Cotton sulla sinistra interrotto, Capitan Sterbina naturalmente la maglia numero 6 con l'11 Stornelli, 14 Stufa, col 7 gioca Andrea Tubani. Appena il pallone sarà fuori procederemo alla lettura della lista del Cotton che nel frattempo tenta la prima mezza conclusione con Tinazzi. Poi Artistico va a contenderla a Galassi, retropassaggio dietro dall'ultimo uomo che è Cristian Conti che sbaglia, deve poi andare a proporsi, c'è Tubani di fronte a sé, Conti spinto in fallo laterale, si danno il 5 con Morezzi. Nell'occasione del contrasto calcio di punizione per il Cotton Club, lo batterà il rientrante capitano Alessandro Zamperini, il suo lunghissimo lancio sull'uscita di Manuel Opara. Gli altri del Cotton sono il numero 10 Artistico, il numero 44 Barbarella, 23 e c'è Conti senza numero, scusate, ritorniamo in presa diretta perché Artistico ha recuperato il pallone, il suo sinistro alto sulla traversa, prima occasione Cotton. Senza numero De Angelis in porta a sostituire l'infortunato Santarelli. Proseguiamo la lettura della lista passando ad Innocenzi, poi col 37 Lefevre, con l'11 Matozzo, con il numero 24 Nolano agli ordini in panchina di mister Maurizio Giuseppucci, l'allenatore sulla panchina della Golbet in virtù della squalifica di Mauro Carboni e del presidente Andrea Cencetti che stanno seguendo da fuori la sfida è per una notte Stefano De Marco. La Golbet prova ad ordire la prima trama da dietro seppur pressata dal Cotton, la formazione ospite riesce ad uscire dai blocchi, funzionano però le marcature preventive in difesa. Allora Artistico a dare a Tinazzi dietro da Conti. Sarà una partita tesissima per mille motivi che non stiamo qui a spiegarvi e che legano indissolubilmente queste due compagini nella storia degli ultimi anni di Lega, il lungo cambio di gioco. C'è Tubani che riesce a raccoglierla, porta fisicamente fuori di una decina di metri i suoi, Tiziano Galassi nel cerchio di centrocampo, ancora da Tubani che ha spazio, Tubani al sinistro! Gli lasciano spazio sulla tre quarti, Tubani non sa perdonare. 0-1 Golbet, l'uomo più atteso, il numero 7 fa gol. Va bene raga, non è successo niente, va bene Nel gelo più totale va a salire sulla nostra postazione anche Saverio Felici, tutta la concretezza nell'azione in verticale di Andrea Tubani che ha visto il varco, gliel'hanno lasciato sulla mediana del Cotton che non ha filtrato, il sinistro sa calciare con tutti e due i piedi e De Angelis che gioca col fratino per non confondersi con la Golbet è andato giù più veloce che ha potuto ma nulla da fare per il gol appunto di Tubani che si è infilato all'angolino e allora la Golbet è in vantaggio quando perdiamo le liste che sono cadute volando via lontanissime, speriamo ce le restituiscano il prima possibile. Stufa Sterbini, a sinistra c'è Garofalo, ha iniziato come meglio non avrebbe potuto la Golbet Calcio 8 sta ora ai campioni d'Italia del Cotton Club provare una reazione subitanea. Eccolo il numero 6 che viene servito da Nolano, Federico Blandino, a destra da Tinazzi,
in verticale si propone in zona ancora artistico, ma si torna da Fabrizio Nolano, il migliore contro l'Atletico Fiumicino nell'ultima vittoria occorsa per il Cotton in trasferta 4-0 allo Sport City. Zamperini al lunghissimo lancio prova ad arpionare in volo artistico il capitano del Cotton Club al rientro dopo 3-4 giornate d'assenza. Cade il muro di imbattibilità del Cotton Club che durava da più di 150 minuti, dal gol delle 2-4 della Bacci Immobiliare in una sfida proprio qui al Ciriaci, poi 3 gare senza subire reti per i campioni d'Italia. Nel frattempo la Golbet, che stava un po' zoppicando in campionato, ha ritrovato il passo, prima battendo di misura l'Atletico Fiumicino, poi andando invece a battere bene per 3-1 in rimonta la Roma Calcio 8 GSA. Concentratissimo Tubani qui sotto la nostra postazione. Zamperini alla lunga rimessa, c'è il colpo di testa di Lefebvre che è direttamente in fallo laterale. E Golbet Calcio 8 che è molto stretta e davvero con giocatori che operano in moduli cortissimi di fronte a Manuel Opara, per ora sollecitato solo dalla conclusione dalla distanza di Artistico che è finita comunque di molto alta. Lo stesso Artistico va a ricevere all'altezza della fascia destra e può dare indietro a Tinazzi, pensa anche al tiro, salta un uomo, lo lascia partire Opara sul suo palo, a dire di no al numero 7 del Cotton. Calcio d'angolo che sta per battere Artistico, andrà con la traiettoria a rientrare lungo sul secondo palo, la sponda dentro e poi Zamperini la mette alta sulla traversa, la combinazione Conti Zamperini. Stufa. È la prima volta dopo tanto tempo che la Golbet Calcio 8 riesce ad andare in vantaggio contro il Cotton Club. Lunghissimo lancio dove Conti proprio stoppare senza problemi, Princigalli era lontanissimo. Allora Blandino, bene il filtrante in area, non perdona il principe Lefebvre, stop e conclusione da campione 1-1 Cotton Club. La partita è bellissima. Davvero straordinaria la coordinazione per lo stop, il movimento del corpo a calamitare con intera potenza di tutto il peso dei suoi muscoli ritrovati dopo la lunga pausa dell'anno scorso, dopo gli infortuni e i guai fisici occorsi negli ultimi tempi e Lefebvre a rimettere a posto le cose per il Cotton Club. La Golbet si era portata avanti con Andrea Tubani la gara che di solito è sempre stata finali o regular season che fosse sempre molto tattica tra Cotton Club e Golbet Calcio 8 offre invece nei primi minuti di gioco già 2 gol. Il lungo lancio tesissimo sulle Lefebvre da parte di Nolano, non può stoppare il principe. Allora Galassi, buono il suo dribbling, poi Galassi con un tiro di collo interno, la sfera finisce larga alla destra di De Angelis. È una gara molto più aperta del solito, lo dicevamo, a viso aperto si stanno fronteggiando schiaffo contro schiaffo, le due squadre badano poco alla gestione del centrocampo. Per ora Nolano deve ancora trovare le misure, prova a farlo andando a sinistra da Blandino, Blandino punta secco, Stufa, usa le braccia, Stufa ma con gran mestiere e col corpo poi va a guadagnarsi il calcio di punizione. La gara è tesissima, ci sono grandi grida da fuori, non potrebbe essere altrimenti, il tutto coadiuvato anche dal gran chiasso che stanno mettendo in scena Real Granella ed Emmers FG Consulting nella sfida salvezza che alle nostre spalle si sta svolgendo mentre Morezzi si mette in proprio contro 3 uomini, va a buttare a terra Conti, arriva il primo cartellino giallo per Mauro Morezzi. Un po' in ritardo Morezzi che ha comunque chiesto scusa a Conti alla panchina del Cotton Club. Non era sicuramente sua intenzione quella di fermare il pilone difensivo del Cotton Club, che va a prendersi la responsabilità della battuta del calcio di punizione. Si allontana Capitan Zamperini che va, come è capitato tante volte, da laterale sinistro ad arrembare direttamente in area di rigore, anche se il lancio è lungo verso la spizzata di Artistico, la palla finisce fuori. Il gelo è pungente, fa davvero un gran freddo oggi qui al Ciriaci. Non se ne avvedono per adesso Cotton e Golbet, anche se il pressing dei campioni d'Italia risulta più efficace, con Tubani che getta a terra Blandino e calcio di punizione, chiede il giallo il Cotton. Se messa la tasca l'hai rimessa dentro,
Oh! Conviene Cristiano Colagrossi con il sottoscritto, è una gran gara, se la stanno giocando come devono farlo in rispetto al proprio nome. Siamo solo alla 15ª d'andata della Serie A della Lega Calcio 8. Ci sono tante cose in gioco che prescindono dalla classifica, ci sono rivalità personali che si sono create negli anni, negli scontri tra giocatori che più o meno sono sempre gli stessi, al netto naturalmente dei colpi di mercato. Nolano si allontana, c'è Mario Artistico, ma potrebbe anche essere uno schema. 3 in barriera posti da Opara, parte Artistico, secco sulla faccia di un compagno in area di rigore. Princigalli cerca un ausilio in un compagno libero, alla fine fa passare i secondi necessari per liberare Tubani, che rischia tantissimo ed infatti la va quasi a perdere, alzando poi un campanile su Princigalli. Prende posizione Artistico che di testa va direttamente da De Angelis. C'è anche la pressione da fuori del pubblico, un motivo per il quale va a muoversi fatalmente la torretta dove siamo posti per la ripresa di una gara che è giunta circa all'8° minuto e 30 di gioco. Siamo 1-1 tra Cotton Club e Golbet Calcio 8. La palla giocata lunga su Artistico che rovescia, è respinta però di corpo dall'esperto Capitan Sterbini. Poi Tubani, ancora in slalom gigante Tubani, incoccia in Galassi, il rimpallo tra i due favorisce il Cotton, con la palla di Zamperini in area di rigore. Opara, gran riflesso sul destro di Artistico e poi la lascia lì. Non la lascia lì naturalmente, era andato a un rinvio subitaneo cercando di innescare un contropiede dei suoi, che invece ragionano. Morizzi, grande 1-2 sulla sinistra, può partire un cross rasoterra, l'esperienza di Zamperini. Non ci sono uomini della Golbet in area, velo del capitano del Cotton, fallo laterale. L'unico modo anche di tenersi un minimo caldi su quello che sta accadendo qui al Ciriaci, tra due squadre di primissima qualità che con la Pisana stanno dominando questa regular season, è quello di seguire ogni istante, ogni dettaglio di una gara che promette di cambiare verso da un momento all'altro. Galassi col piede debole infatti, il destro, palla in fallo laterale, Michelangelo Opara qui sulla torretta alla nostra destra ad osservare le gesta di suo fratello, lui estremo difensore dell'Atletico Pisana. Manuel alla prima e parata, il secondo tentativo del Cotton, il primo è andato dentro con Lefebvre, lo stesso Lefebvre ad addomesticare un gran pallone e da giocare fuori. Nolano è pressato, resiste alla carica di Princigalli ed offre a destra dove la corrente Tinazzi ha gran spazio e va al tiro. Opara deve metterci una mano. Non irresistibile il tiro di Tinazzi, ma certamente molto insidioso, dato che seppur non potente era decisamente angolato. Salgono naturalmente sia Conti che Zamperini per la soluzione di Artistico che andrà con il mancino ad uscire lungo sul secondo palo. C'è lo stop. Blandino, Opara, miracoloso, avevamo sentito un fischio, si erano fermati. Grandi proteste intorno al direttore di gara che si avvicina ora all'area di rigore. Ci siamo fermati anche noi perché si è sentito un fischio. Si riprende con fallo laterale per il Cotton, ma la parata di Opara è stata inspiegabile, davvero un riflesso incredibile anche per andare lì all'angolino. Ma c'è il cross sul secondo palo del Cotton, prolungato da Tubani. Ora Golbet in sofferenza, ancora calcio d'angolo per i campioni d'Italia. Se ne va ad occupare addirittura Alessandro Zamperini. No, sarà fallo laterale per questo Zamperini, quindi rimessa lunga direttamente nel cuore dell'area della Golbet. Zamperini nel perimetro difeso da Opara, tentano lo stacco quelli del Cotton, c'è l'assist di Princigalli che poi scappa con Galassi, brava, 2 tocchi a servire Garofolo, chi non può arrivare quindi Tinazzi, da Artistico, Opara ancora! Una concentrazione fuori dal comune, una grinta sta mettendo
una capacità addominale e fisica fuori dal comune. Per ora tiene in piedi la sua Golbet calcio 8 Manuel Para in uno degli avvii di gara più sensazionali degli ultimi anni di Lega. Conti alla sponda, palla alzata in campanile, ritmi alti, si lotta fieramente, per ora con grande correttezza su tutto il perimetro di gioco, con Blandino che la sottrae ad un avversario. Trattasi di Princigalli, siamo ingannati anche dal fischio che può giungere di tanto in tanto dalle nostre spalle, fischietti degli arbitri di Serie A che sono tutti uguali. Artistico in un fazzoletto, doppia giocata su Sterbini, c'è la deviazione, calcio d'angolo Cotton. Ormai in proiezione offensiva da qualche minuto il Cotton Club, pronto a battere questo calcio d'angolo con Artistico. Artistico lungo ancora sul secondo palo, solito tema con la sponda, il sinistro! Ancora Lefebvre, ancora il principe, la doppietta contro la Golbet di Davide Lefebvre, 2-1 Cotton Club. Time out chiamato dalla Golbet calcio 8, i 2 gol di Lefebvre rispondono per ora in una gara straordinaria alla rete di Tubani, 2-1 al quarto d'ora. Alla prima interruzione per time out i due direttori di gara cercano di dirimere una discussione che è nata tra Conti, Galassi e Tubani. Sembrano esserci riusciti e si spiegano le loro ragioni tra di loro. Poi con Conti che avvertitamente retrocedendo colpisce Morezzi, ci sono anche i sorrisi giustamente in campo. Si sta comunque giocando in quello che noi amiamo chiamare campionato, ma che è a tutti gli effetti un torneo. Possiamo immaginare però che se dovesse esserci una gara con un livello di tensione più alto del normale, proprio questa potrebbe essere. Questa, casomai, ne avrebbe la giustificazione, non certamente in atti violenti, ma certamente in un tono agonistico e tecnico sopra le righe, quello che per ora ci stanno facendo vedere con estrema spettacolarità le due squadre. Il grande avvio della Golbet con l'azione di Tubani, la reazione di rabbia e classe del Cotton Club condotta dal principe Lefebvre, che fa 2 gol fondamentali con 2 palloni toccati in area di rigore e per ora mette avanti i suoi in una sfida di importanza ferale all'interno della lotta a scudetto. Tubani va ad intestardirsi e quindi può recuperarla Blandino, che ora respira con Conti. Lancio teso di Conti, non è preciso, Stufa la controlla, a dietro a sé Lefebvre che lo pressa, quindi Galassi. Galassi, varcata la linea di metà campo a testa alta, cerca la sovrapposizione di un compagno trovando lo scatto di Morezzi, il suo destro con l'esterno trova una deviazione, calcio d'angolo. Le indicazioni grintosissime anch'esse di Alessio Piccheri dalla panchina le abbiamo sentite durante il time out del Cotton Club. Stessa cosa è accaduta sulla panchina della Golbet calcio 8, dove mister Mauro Carboni ha avuto l'opportunità di poter conversare per una volta con i suoi. Calcio d'angolo battuto teso sul primo palo, c'è un recupero, poi la palla viene alzata lunghissima dove Sterbini può dare a Opara indietro, naturalmente retropassaggio con la testa, la può prendere con le mani. Morezzi, Galassi con il suo gioco alla Golbet in casa dei campioni d'Italia. Prova ad irretire con la trama e ragnatela di passaggi, ma è molto impreciso per ora Princigalli. Conti si aiuta con le braccia, cade a terra, non c'è fallo secondo l'arbitro, allora Stufa, Conti prova a recuperare scattando su tutto il campo, Garofalo torna da Morezzi. Stufa, occhio a Stufa che va da Galassi, errore di grammatica però, passaggio a un metro sbagliato, rimessa laterale Cotton. Viene lasciata sapientemente a capitano Alessandro Zamperini la rimessa in gioco del pallone. Metti il corpo. Lefebvre, Zamperini, quindi scambio con Nolano ancora, Zamperini va da Conti. Conti può far viaggiare a destra Tinazzi che gode sempre di una certa libertà almeno fino alla 3/4. Dialoga con Artistico, Tinazzi viene a dare qualità alla prima impostazione del Cotton, il DS del Cotton. Scusate, il DS dei campioni d'Italia, scusate la ripetizione. Tinazzi in verticale, la pressione di Nolano illusa da un buon gioco della Golbet che può andare ancora dalla distanza con Princigalli chiuso il suo tentativo. Allora Tinazzi in una zona d'ombra del campo rinvia, gran giocata di Lefebvre, non si è sovrapposto con il tempismo giusto, Artistico
quindi Stufa ha ripreso campo la Golbet calcio a 8 dopo essere andata in vantaggio. Si era schiacciata, salvata da Opara in un paio d'occasioni, ha dovuto capitolare 2 volte alle Fevre ed ora va a riproporsi col cross che attraversa però tutta l'area di rigore finendo tra i piedi di Filippo De Angelis, il portiere che sostituisce Santarelli, che non è Barraco come in caso della trasferta con l'Atletico Fiumicino in quel dello Sport City, ma è Filippo De Angelis, altro elemento di sicuro affidamento per quanto riguarda i pali della formazione oggi allenata da Piccheri. Nolano, Zamperini, anticipo secco di Stufa che poi se ne va allungandosela sull'intervento di Zamperini, fallo laterale Cotton. Chiama calma in mezzo al campo Nolano, è servito come ultimo uomo Conti. Conti fermo, fa uscire la Golbet e poi opera il lancio aprendo sulla destra dove Artistico arpiona in qualche modo, è di spalle all'avversario, inventa un assist Stufa, lo legge bene ma finisce per riconsegnare la sfera a Nolano, da lì può anche tirare. Gli vanno però a sbarrare la strada allora Artistico, ora possesso più prolungato del Cotton Club che giunti quasi al 20° della prima frazione forse vuole allentare i ritmi indiavolati. Qui ad allentare i ritmi ci pensa una spintarella di Lefebvre, furbescamente dalle spalle rispetto a un avversario, quindi Galassi. Morizzi, Mauro Morizzi rimontato con fallo da Lefebvre. De Angelis vuole 2 uomini in barriera, li chiama a gran voce e anche il vento potrebbe giocare un brutto scherzo al portiere del Cotton. S'allontana Stufa, rimane Mago Morizzi. Parte Morizzi e invece una soluzione corta da Tiziano Galassi che può caricare, una finta la sua. Poi sfida Zamperini che mette davanti il fisico e riparte andandosene sulla destra. Zamperini regge botta naturalmente, fisicamente insormontabile, fondamentale il ritorno dell'uomo con la fascia sul braccio per il Cotton Club. La Golbet difende con ordine, giocatori che si chiamano bene le posizioni, non facili da trovare. Linee di passaggio vuote per il Cotton Club, è sicuramente una prestazione positiva, però quella dei ragazzi di Carboni soffrono anche l'assenza di un elemento come Matteo Monteforte, decisivo nella rimonta in casa contro la Roma. Tubani sull'errore in stop di Zamperini, poi la sua pressione su Nolano, saggiamente da De Angelis. Princigalli, attenzione sul rinvio di De Angelis, l'azione prosegue ancora, Princigalli può crossare da fuori, Tubani altissimo, grossissima occasione per il pari della Golbet. Mezza follia di Filippo De Angelis, una volta in Coppa Italia, in una sconfitta per 2-6 alla Stella Azzurra per il Cotton Club contro il Football Hit Roma Nord, un'azione molto simile, un errore in retropassaggio di rinvio, aveva spalancato la porta ai ragazzi di Bonfiglio, qui ci provano quelli di Cencetti con 1-2 con Stufa, ma Conti ci mette tutti i chili e i centimetri, la palla finisce in rimessa dal fondo. Indicazioni di Manuel Opara dai propri pali. Dall'altra parte il suo omologo De Angelis procede al rinvio con le mani, naturalmente. Artistico ha fatto fallo lui, secondo l'arbitro. Sulla palla, Davide, sulla palla! Sulla palla! Dai un metro! Sterbini, Galassi. Stufa dopo che Morizzi ha lasciato scorrere. La chiama e la fa sua De Angelis. Tinazzi, verticale, scusate, sì, verticale, lungolinea da Artistico, prova ad innescarsi Artistico un po' in ombra finora, le sue giocate, va a terra, l'arbitro non fischia. Tubani prova ad emularlo, gran dribbling di Tubani che oggi gioca con una decisione ammirevole. Galassi non passa su Blandino che l'ha forse toccata con il braccio e poi da terra commette fallo.
Tubani. Un minuto di recupero segnalato dal direttore di gara sotto la nostra postazione e poi terminerà un primo tempo che, seppur gelato da una temperatura abbondantemente sotto lo zero, reso caldo dalle grandi giocate, per esempio di giocatori come questo che sta per battere la punizione, Andrea Tubani. Stardini vuole che questa palla sia giocata, si alza il vento, Tubani non lo ascolta, va a un tiro rasoterra mezzo deviato da un compagno. Fallo laterale per il Cotton Club, che quindi verosimilmente chiuderà in possesso di palla questa prima frazione. Qualcosa da dire da parte di Piccari verso il direttore di gara, ma per ora la conduzione di quest'ultima da parte dei due arbitri richiamati ad un impegno molto arduo e gravoso è a tutti gli effetti ineccepibile. Qui Lefebvre ad impegnarsi dopo lo stop così e così, ma Morezzi la nasconde. Forse ultima azione del primo tempo. Morezzi, sovrapposizione, stufa ancora per Morezzi, ma non c'è più tempo. 2-1 per il Cotton Club al termine dei primi 25 minuti dell'ultima d'andata di Serie A della Lega Calcio a 8. Ci risentiamo per la ripresa. Quasi tutto pronto alla ripresa delle ostilità in campo. 25 minuti da urlo ce li hanno offerti Cotton Club e Golbet Calcio 8 per merito di un'ottima tenuta mentale da parte delle due squadre, delle giocate individuali di tanti campioni che da anni animano questo campionato, che lo conducono, che lo decidono, perché ricordiamo questa è stata la gara che abbiamo trovato nella finale delle ultime due stagioni, una volta decisa dal gol di Forcina, una volta dall'errore in ultima istanza di Stefano De Marco dal dischetto dello stadio Tre Fontane. Il tricolore cucito sul petto del Cotton Club ad un palmo dal naso della Golbet Calcio 8, che si era presentata alla grandissima dei primi minuti, andando in vantaggio al terzo con Andrea Tubani, la sua rasoiata col sinistro prima diciamo rimpinguata da tre interventi pazzeschi, miracolosi, inspiegabili da parte di Manuel Opara, che ha dovuto poi cedere alla classe regale del principe Lefebvre. 2 gol per lui che per ora ribaltano la gara e fissano il parziale per il 2-1 2-1 per il Cotton Club. Golbet che dà il calcio d'avvio di questa ripresa. Ci aspettiamo 25 minuti di uguale bellezza, di uguale tensione naturalmente. Per ora abbiamo visto più la prima diciamo qualità rispetto alla seconda. Il primo lancio di Stefano Carboni, subentrato come al solito all'inizio della ripresa a Marco Garofalo, è sbagliato, quindi Fabio Tinazzi, sventagliata lunghissima a cambio al fronte, stop a Blandino, la mette a terra al vertice dell'area di rigore, a 2 uomini di fronte a sé, uno lo dribbla, il secondo no, è Stufa che offre solo calcio d'angolo. Invitiamo definitivamente Michelangelo Para in torretta, non può stare lì sugli scalini a metà del guado. A questo punto vale godersi qui la partita, avrà terminato di guardarsi Torino-Milan. Artistico, lunghissimo corner, colpo di testa che ha seguito però ad una spinta da parte di Zamperini su Morezzi, quindi Opara batterà la punizione. Va da Sterbini, Santini, Stufa, non ci sono coraggiosi a maniche corte, ma più che coraggiosi l'avremmo chiamati stupidi in una serata del genere. Mario, così, stretto Mario, eccoli, stretto, non ti allargare. No, allargare. Errore nella ragnatela di passaggi della Golbet, quindi fallo laterale Cotton. Ritmo naturalmente non indemoniato come subito dopo il vantaggio dei ragazzi in maglia azzurra. Con la terza, dobbiamo dirlo, a nostro giudizio personale, bellissima difesa mutuata direttamente dalla Sampdoria. Lungo lancio, stop delizioso di Princigalli, che non poteva fare di più. Di egual bellezza e invece le divise oro del Cotton Club, che con i dettagli rossoneri, mentre Mario Artistico scala qui sulla destra, non sta per uscire dal campo. Dicevamo delle divise del Cotton che ricordano un po' quelle della Germania. Filippo, non mi piace questa palla là, sta girando di spalle. Come ci ricorda giustamente Michelangelo Para, un po' quelle del Milan. Occhio, Blandino, la finta, l'assist, Artistico Opara! Non è possibile! Sul secondo palo il volo di Opara!
Ha staccato con le gambe al momento del tiro di Artistico, rimanendo fermo fino all'ultimo. Tiene in piedi ancora la Golbet. Stop di petto di Lefebvre. Anche un attimo di silenzio in campo. Tutti a chiedersi se fosse reale quello che abbiamo visto. Continua ad attaccare a testa bassa il Cotton. C'è il rasoterra, c'è Sterbini che riesce in un primo momento a fermare il Cotton, poi Artistico sembrava essere andato sul pallone, ed è calcio di punizione invece per la Golbet. Saremo in gravissima difficoltà a scegliere la migliore tra le tante parate dell'estremo difensore della Golbet. Ha sussultato per un attimo anche suo fratello minore, e se si sorprende lui che lo vede tutti i giorni, figuratevi noi che comunque anche dopo tanti anni continuiamo a sorprenderci, soprattutto e a constatare la grandissima passione che questo portiere continua a mettere, anche se qui attenzione allo svarione e va a terra Sterbini. Qui non se la son chiamata capitano e portiere Morizzi. Rimontato da Lefebvre, quindi Tinazzi, Conti, Nolano, Lefebvre, Artistico servito, batte poi Opara sul primo palo, stavolta non deve parare, ma il Cotton è ancora pericolosissimo. Ascolta me, esci quando ti chiamo io. Girati, stai davanti. Serve il carisma di Tinazzi per dare indicazioni tattiche ad Artistico. Tubani, fallo di Nolano che chiede scusa, gran giocata ancora di Tubani. È primo del centrocampo, è primo del centrocampo, così. Davide, aspetta. Così. Davide sinistra. Chiamano tutti una posizione alle Lefebvre. Morizzi scorge anche delle possibilità in area, è lì che va con una soluzione che però non scende assolutamente. Tinazzi, pressato dalla gran voglia di Tubani, è fallo laterale per il Cotton, ma alza almeno il baricentro la Golbet, un po' schiacciata in questo inizio di ripresa. Artistico chiama un fallo che non c'è, allora Tinazzi cambia fronte, dall'altra parte la corrente Zamperini, Stufa lo salta netto e riesce a convergere verso il centro del campo, contrastato da Artistico, la allarga bene, Stufa a destra, la Golbet che prosegue con due tocchi ottimi dentro l'area, però con calma olimpica Nolano, ed occhio a Blandino, il contropiede poi lanciato col tacco in corsa, lo rimontano quelli della Golbet, è costretto a tornare da Mario Artistico che salta netto Tubani, poi va con l'esterno, ancora da Blandino il sinistro, deviato da Capitan Sterbini che in uscita riesce ancora a mettere una pezza per i suoi, cambiando poi fronte dove nessuno della sua squadra può raccogliere. Tinazzi offre a Nolano una di quelle partite che vorresti non finissero mai, non fosse per il gelo che ci attanaglia. Nolano, palla allargata, torna ancora da Barbarella, eccolo il nuovo ingresso per quanto riguarda il Cotton. Barbarella va a sostituire per ora il man of the match, Davide Lefebvre, o almeno l'uomo che la sta decidendo. È davvero difficile selezionare lui o Opara. Artistico cerca anche lo spazio per i suoi palleggi, poi si incunea, forse chiudendosi, sì, secondo l'arbitro se l'è trascinata oltre la linea del fallo laterale. Stefano Carboni, la sua esperienza a piazzare i compagni che sono però di spalle, deve andare da Morizzi, palla di ritorno che è uscita, l'arbitro lo vede, fallo laterale invertito al Cotton. Tinazzi, pronto alla rimessa, ora effettuata da Artistico in area, palleggia sul fondo, poi si inventa in uno spazio incredibile un cross. Opara, Veronica la sua, attende che salga qualche compagno, non lo fanno in maniera subitanea i ragazzi in azzurro di Cencetti e Carboni, entrambi squalificati dopo le proteste per un rigore non concesso contro la Roma. Qui Conti, durissimo, anche se sul pallone successivamente fa volare Princigalli, è calcio di punizione.
Lui ce l'ha da dietro, non lo vede. Lui sta dietro, non lo vedi. Tu da qua l'hai vista bene, l'hai vista dritta per dritta la squadra. Ma se non ce l'ha da dietro, tu l'hai vista dritta per dritta. Barba! Oh! Barba! Barba! Non ti aprite! Fermi! Bambino! Continuano a duellare Real Granella ed Emmers sull'altro campo, ma qui al centrale ci si gioca un pezzettino fondamentale di scudetto lungo la via del girone di ritorno, l'ultima d'andata, quella dove Lorenzo Princigalli prova con la sua rincorsa a varcare la barriera 3 disposta dal Cotton Club. Parte Princigalli a giro, non c'è nessun giro, la palla è malamente calciata, molto lontana dai pali della appunto porta di De Angelis. Prova a farsi calore addirittura con un accendino con la Grossi vicino a noi, quando il rinvio di De Angelis giunge in zona Barbarella, prende posizione Barbarella, la tocca a lui col petto, l'arbitro non fischia fallo regolare secondo il direttore di gara, l'opposizione da dietro di Sterbini. Allora Stefano Carboni, un po' in difficoltà la Golbet che non ha creato ancora moltissimo in questo secondo tempo, ci prova Tubani, ringhia lì artistico. Mario c'ha ragione, Mario, ma rimane in gioco, fai parte del gioco. Fallo laterale lungo, rilanciato il pallone in avanti, Carboni la mette fuori, c'è un po' di confusione. La rimessa alla fine la batterà Tinazzi, l'artistico è stato sostituito quando la stoppa Barbarella e va al sinistro Barbarella! Incredibile la rete del Cotton Club, la palla era entrata, forse l'arbitro non ha assegnato la rete, incredibile. Attenzione alla Golbet, se ne va lungo la destra, il cross dentro De Angelis, il pallone era nettamente entrato davvero. Opara l'ha raccolto in rete Tinazzi. E tutto il Cotton è dentro, Tinazzi mette la palla fuori, grandi proteste e le ostilità riprendono. Crediamo sul 2-1, ci sono state delle proteste inumane sotto la nostra postazione, per una volta anche ben divise dal direttore di gara e dagli altri addetti della Lega, possiamo dire comprensibile, però la rabbia del Cotton era stato un gol incredibile, quello di Barbarella non è stato assegnato dal direttore di gara, probabilmente dalla sua posizione, molto sfortunato in questa decisione. Noi abbiamo visto la rete muoversi un paio di volte, c'è il palleggio del Cotton, la gara è ripresa, Zamperini dal fondo a crossare sul secondo palo, c'è lo stop, il tiro, Opara a terra, blocca. Sterbini, c'è una gara che è ancora da giocare, c'è Tubani che se ne va in tunnel su Nolano, calcio di punizione. E ora naturalmente ad ogni decisione dell'arbitro saranno tremende le proteste. Stufa le indicazioni di Piccheri dalla panchina, si è ripreso a giocare Morezzi. Fabio stretto e sali Fabio. Tubani, Dietro palla. Veronica contro 3, passa Tubani in area, la Golbet e alla fine il rinvio fuori dal terreno di gioco di Zamperini. Simo, palla uomo. Barba, palla uomo. Simo, Barba, Fallo laterale Golbet. Al limite dell'area c'è il controllo, riesce ad entrare Morezzi, l'arbitro fischia, ma non per un fallo, ma per il fatto che si sono scontrati e si sono fatti male con Zamperini, crediamo. È servito l'intervento delle panchine. Adesso anche segnali di distensione da fuori, c'è mister Mauro Carboni che se la ride con Giuseppucci. È un gelo fuori dal normale. Anche Saverio Felici, Filippo Di Camillo, tanta parte della famiglia di Fanner qui.
Ci chiedevano giustamente l'ausilio della prova TV, ma in diretta è totalmente vietato dal regolamento ciò. Obbligatorio da parte nostra sottrarsi, ci mancherebbe altro, si stanno giocando molto di più. Queste due squadre, trattenuto Barbarella, calcio di punizione. Ma mi servono per fare vuoto a Golbert? No, sulla riga sì, ma serve? Quello blocco i vuoti. Nolano e Barbarella, 4 in barriera, ne ha posti Manuel Opara. Forse Nolano, forse Barbarella. Parte Nolano. Secco Nolano, doppia deviazione, Opara se la ritrova lì. Prega perché i compagni ancora una volta non sono saliti prontamente, manca un centravanti di riferimento ad una Golbet che prova in orizzontale a ripartire, non sappiamo assolutamente dirvi quanto possa mancare al termine perché per tanti minuti la gara è rimasta ferma. Blandino, se ne va Blandino, ancora lui, rigioca sapientemente indietro da Tinazzi, bravi a rinculare verso la propria area di rigore quelli della Golbet. Nolano, quindi Tinazzi si mette in proprio e poi in orizzontale Barbarella, scivolata di Sterbini, calcio di punizione ed eccolo che arriva il cartellino giallo per il capitano della Golbet. Punizione per il Cotton. Cambiano gli interpreti, erano prima Barbarella Nolano, ora Fatati e Conti. 4+1 in barriera, Zamperini a togliere la visuale ad Opara. Secco Fatati, ancora la respinta di un piazzato alla grande Stufa, poi un altro destro, palo clamoroso di Nolano da casa sua. Tinazzi, palo tremendo di Nolano, il pallone è rimbalzato nell'altra metà campo. Opara al rinvio, ma è imperioso ancora una volta l'anticipo di Zamperini. Si continua a giocare col capitano del Cotton che sfida troppi uomini della Golbet, alla fine uno gliela sottrae, Stufa che sta facendo una gran gara, per l'arbitro è tutto regolare, ancora Zamperini a recuperare, ma ancora un grandissimo intervento di Princigalli e si sta applicando come non mai, anche in fase difensiva. Stufa da Capitan Sterbini, pressato deve andare in verticale, la giocata è forzata ma la recupera comunque la Golbet che va dentro con Tubani, Tubani contro 4, Tubani che sterza, Tubani che va giù, l'arbitro non fischia e poi scavino di Tinazzi su Barbarella che di fisico prova ad andarsene, c'è l'intervento direttamente in fallo laterale di Stufa in diagonale, la partita ha ripreso i ritmi della prima frazione. Piccoli da palla a Tinazzi. Matozzo, scusate, abbiamo detto Fatati quando era Matozzo. No, tira su Fili. De Angelis, lunghissimo lancio, colpo di testa di Carboni, intervento di Barbarella, è in ritardo, calcio di punizione per la Golbet.
Chiederemo a breve Lumi ai direttori di gara su quanti minuti manchino al termine della super sfida della 15ª giornata. È andato avanti la Golbet con gol di Tubani, la ribaltata del Cotton Club con la doppietta di Lefebvre, gol fantasma poi di Alessandro Barbarella. Per una volta, sempre imparziali, siamo in grado stavolta davvero di avere pressoché la certezza di ciò che è accaduto anche coadiuvato da altri uomini qui vicino a noi. C'è il cross di Carboni, c'è l'intervento di Conti, ma la Golbet continua giustamente a crederci. Angelè, Neo è entrato per i suoi, lascia a Carboni, deviazione di Nolano, ancora fallo laterale. Nolano naturalmente inamovibile nello scacchiere del Cotton, almeno da quando la squadra dei campioni d'Italia ha ricominciato a macinare vittorie. Attenzione in area di rigore, Morizzi prova a destreggiarsi, poi parte un sinistro di Carboni, volitivo ma solo rimesso dal fondo. 4 alla fine più il recupero che sarà molto probabilmente corposo. Filippo De Angelis al rinvio con le mani. Il pallone spiove su Barbarella che la spizza con la testa, ma Tozzo non può intervenire. Barbarella fa fallo in gamba tesa su Stornelli, si scusa a distanza, poi punizione battuta da Sterbini su Stufa. Grande prestazione oggi di Stufa che sta salendo con il tenore delle sue performance negli ultimi tempi. Sterbini con una diagonale molto buono, poi Angelè dalla distanza con il sinistro con il suo piede buono. De Angelis. Sali Simo! Protestano perché De Angelis sta guadagnando qualche secondo. Poi rinvia su Barbarella, prende bene posizione il 44 del Cotton che poi sbatte sul ritorno di Capitan Sterbini, l'ultimo a mollare dei suoi. Calcio d'angolo Cotton, si sta riscaldando di nuovo Lefebvre, 3 più corposissimo, recupero al termine. E Simone Matozzo, convincente la sua prestazione nell'ultima con l'Atletico Fiumicino, a presentarsi alla battuta del corner arcuato, uno stacco di testa in terzo tempo imperioso di Zamperini. Si salva ancora la Golbet che con Stufa prova, ma Barbarella stavolta sì, stavolta è buono, secco il mancino. 3-1 Cotton Club. Tocca segnare 4 volte a Golbet, non l'ha dato, Falla per favore. Non sto a conti, non sto a conti. Ciao Ale! Abbiamo vinto 3-1, pensa alla prossima. Galassi, Galasso, sempre io, sempre Mau, Volano, stretti, Simo, stretti. Riparte la Golbet, 3-1 per il Cotton con Angelè che prova a raccogliere il servizio di Stornelli. Simo, palla uomo. Oh, Simo, sei basso, sali. Ecco là. Rimessa laterale che sarà operata da Zamperini, adesso naturalmente andrà ad accorciarsi il tempo di gioco, non quello di recupero. Cazzo, mi fai tremare tutto, ma la fai finita? Leva quella roba. Tubani. Fallo da dietro di Tinazzi, calcio di punizione, cartellino giallo per Tinazzi. Devi pensare a giocare. Oh, fai prendere, l'energia non per cazzo. Devi dire che gol. Mario, era il gol di un metro. Simo, devi fare la corsa alla sala. Taccola da là, non tira. Sterbini. Punizione a rientrare, ribattuta dal Cotton.
Giocatori di Mauro Carboni che vogliono onorare questa gara sino all'ultimo, anche se non manca molto. Ci sarà del recupero, sono 2 le reti di vantaggio del Cotton che va con Matozzo, punta l'uomo Masterbini oggi, ha offerto una gran prestazione difensivamente parlando. Morizzi a destra, grande anticipo ancora di Zamperini che poi dall'alleggerimento va verso Para. Opara rinvia, stufa, Princigalli, Tubani, Matozzo va su di lui in anticipo, prosegue il Cotton con Nolano ancora da Matozzo, la lascia ad Artistico, per una volta col destro sbatte contro un muro a 2, quindi Opara lo vuole rallentare Blandino, Opara va da Sterbini, quindi Princigalli, ancora Sterbini, Princigalli col sinistro da Tubani, nel cerchio di centrocampo prova ancora di volarsi l'uomo del gol dell'1-0 la Golbet, rischia di fare 2-3. Arbitro. 4 di recupero al termine. 23:08, chiama sta amico mio Diego, a che punto stanno? Chiama l'ultimo numero. Diego, a che punto stanno? Tinazzi, il suo lunghissimo lancio d'Artistico, il destro di Artistico, è arrivato un fischio dell'arbitro. Stufa da Morezzi, Sterbini è pressato da 2 uomini, prova a farsi largo orgogliosamente il capitano della Golbet che è costretto poi a tornare da Manuel Para. La rilancia Opara su Morizzi, ma Zamperini naturalmente gli concede almeno una ventina di centimetri. Blandino se ne va, stufa, ancora stufa, retropassaggio, Morizzi, lo scambio, Nolano, ma Artistico la raccoglie dalla media distanza. Artistico in scivolata non riesce a servire Matozzo che se ne reimpossessa, la cede ad Artistico, cala il poker sul finale, il Cotton Club che stravince la super sfida con la Golbet, è 4-1 di Artistico. Dai, sull'uno vai, oh, saranno cazzi mia quello che dico, c'ho 40 anni, sono cazzi mia, non è che sta a parlare a Cotton Club, sto a parlare io, me ne frega il cazzo, Stornelli, Princigalli, punizione oltremodo severa per una Golbet che comunque nel secondo tempo troppo si era ritratta. Opara, anche l'impossibile è stato respinto dall'estremo difensore, la pantera nera della Golbet che si è dovuta inchinare per 4 volte in ultima istanza a Mario Artistico. Quindi Tubani comunque con la volontà di chiudere in attacco, manca pochissimo al termine, l'arbitro ha già il fischietto in bocca. Tinazzi, Nolano, Tinazzi, Conti, ancora Conti, la lascia lì e poi recupera, si era addormentato Conti che poi va di testa, cadono ed è calcio di punizione per fallo su Morizzi. Princigalli o Angelè, 4 in barriera, Angelè, deviazione, calcio d'angolo, vediamo se c'è tempo per batterlo, piccolo capannello qui sotto la nostra postazione. Tubani che anziché giocare assiste a tutto ciò,
poi va ad avvicinarsi al punto di battuta del corner, che infatti è corto, proprio dall'uomo che ha aperto dal punto di vista delle marcature la gara. Un doppio dribbling, il terzo non riesce, c'è l'intervento di Conti, che è l'ultimo del match, il triplice fischio del direttore di gara decreta la vittoria netta del Cotton Club nel big match che chiude il girone d'andata della Serie A della Lega Calcio 8, 4-1 alla Golbet.